Il 73esimo anniversario del 25 aprile 1945. Per l'Italia la fine della Seconda Guerra Mondiale, la liberazione dall'occupazione nazista e dalla dittatura fascista. Molte in tutte le località del Veneto le celebrazioni. Noi intendiamo introdurle con la testimonianza di una delle ultime partigiane, Adriana Martignoni di Venezia. È scomparsa nel febbraio scorso. La sua vita è storia. Il servizio di Luca Colombo. Questo è molto importante, far capire ai giovani che quello che è stato, quello che abbiamo vissuto, ha un valore enorme per costruire uno Stato, per costruire una nazione nuova. Adriana Martignoni ha vissuto la lotta di liberazione dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista. Staffetta partigiana a Venezia. L'intervista l'ha raccolta nel 2012 Maria Teresa Sega per Iveser, l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Documento consegnato al futuro. Era nata nel 1920, è mancata quest'anno, nel 2018, a 98 anni. E fino alla fine è stata lucida, ha voluto sempre ricordare la resistenza, ha voluto sempre trasmetterla ai giovani. Adriana è figlia di Luigi Martignoni, origini mantovane, ingegnere, tra i fondatori del Partito d'Azione. Arrestato a Roma nel 1943, evade scampando alle fosse ardeatine. Anche lei e il fratello 17enne Giampaolo vengono presi a Venezia e fortunosamente rilasciati. Il ragazzo si unisce ai partigiani sul Grappa, catturato e ucciso. Il padre finisce di nuovo nelle mani dei torturatori, i fascisti della Banda Carità a Padova. Non parla, sopravvive. Ebbe la medaglia d'argento per il valore partigiano e ce l'ho ancora la fotografia. È una bella foto, ci sono io. Molti giovani di adesso sono molto partecipi, sono preparati a capire e a loro mando un augurio meraviglioso e affettuoso.